ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un uomo di 34 anni ha perso la vita ieri pomeriggio in A4 nel territorio di Rivignano Teor. Dopo aver tamponato il camion davanti, la sua auto ha preso fuoco. Lui ha tentato di mettersi in salvo scendendo dal veicolo, ma è stato poi travolto e ucciso da un altro mezzo pesante. Ha tentato di mettersi in salvo dall'auto che stava prendendo fuoco, ma è stato travolto e ucciso da un camion. Si è spezzata così a 34 anni la vita di Manuel Zanier di Bordano, che ieri pomeriggio alle 18 si trovava alla guida della sua Volkswagen Golf e insieme ad un amico stava percorrendo la 4 in direzione Trieste. Tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro, nel territorio di Rivignano Teor, è successo l'inimmaginabile. Per causa del vaglio della polstrada di Udine, la sua auto ha sbandato e si è infilata tra due camion, incastrandosi sotto il primo che l'ha trascinata per diversi metri. La macchina ha preso fuoco e Zanier, per lo spavento, è uscito dall'abitacolo, venendo però travolto e ucciso dal camion dietro, proprio da quel camionista che tramite radio aveva avvisato il collega di fermarsi perché un veicolo lo aveva tamponato. Illeso invece l'amico di Zanier, che era sceso dall'altra parte della Golf. Dopo l'allarme sul posto, la centrale Sores di Palmanova ha inviato un'automedica e un'ambulanza provenienti dalla Tisana. Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto fra altro che constatare il decesso del 34enne. Sul tratto di A4 sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana e del capoluogo friulano, oltre a personale di Autovie Venete per la bonifica della carreggiata e per rimuovere i veicoli coinvolti. Al momento dell'incidente, come riferisce Autovie, non c'erano rallentamenti o traffico intenso. Un incidente che ha coinvolto 3 auto sul ponte, sul tagliamento a Dignano. Questa mattina alle 8 ha creato lunghe code, 3 le persone ferite, in maniera più seria una donna che è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. E di 3 persone rimaste ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8:30 sul ponte di Dignano, tra Dignano e Spilimbergo. Per causa del vaglio della polizia locale, 2 vetture si sono scontrate frontalmente, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Coinvolta anche una terza vettura. Nell'impatto una donna di San Vito al Tagliamento è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato 2 ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. In sinergia con i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, la persona incastrata è stata liberata e quindi affidata alle cure dell'equipaggio dell'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Altre 2 persone sono state soccorse e trasportate con le ambulanze all'ospedale di Udine. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La viabilità, a causa del sinistro, ha subito notevoli rallentamenti con code che si sono formate in entrambe le direzioni di marcia e hanno costretto a deviare il traffico. Una scritta contro il popolo ebraico è comparsa questa mattina sulla sinagoga di Trieste proprio in occasione della Notte dei Cristalli. Indagini sono in corso da parte della Digos. Gli ebrei sono i novi, letterale, razzisti e fascisti. Questo è il testo della scritta fatta con una bomboletta spray sulla facciata della sinagoga di Trieste, la più grande d'Europa. Chi ha compiuto questo gesto l'ha fatto proprio nella notte, quella che nel 1938 è diventata drammaticamente nota come quella dei cristalli, perché i nazisti hanno bruciato libri sacri e non, dato alle fiamme le sinagoghe e arrestato 30.000 ebrei maschi nella sola Germania. Il rabbino Alexander Meloni in ogni caso parla di un episodio circoscritto, ma non nasconde la preoccupazione per la situazione sociale. Una città comunque che accoglie, sì, ma che ha dei problemi come tutte le città e come tutta l'Italia. In un periodo economico difficile inevitabilmente anche riemergono questi problemi in cui si percepisce colui che è diverso come fonte forse anche di difficoltà o come se, che è un mito, prendesse il lavoro agli italiani o quelli che si considerano italiani. Questo è un vero problema. Indagini sono in corso da parte della Digos di Trieste. Le telecamere della sorveglianza hanno ripreso il soggetto e, secondo quanto trapela, è già stato identificato perché è noto per altri gesti di questo tipo. Massima solidarietà alla comunità ebraica è stata espressa da tutte le comunità religiose e dalla politica. Torniamo a Udine dove continua la stretta delle forze dell'ordine in Borgostazione. I controlli effettuati ieri sera dai carabinieri della compagnia di Udine hanno portato alla denuncia di 4 persone. Sono state identificate 85 persone e controllati 13 veicoli. I militari hanno denunciato 2 ragazzi italiani sorpresi mentre cedevano 1,5 grammi di marijuana ad un coetaneo, sanzionato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente per uso personale. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire un ulteriore
1,5 grammo di marijuana e 20 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Stupefacente e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Altri 2 cittadini italiani sono stati denunciati perché sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica. C'è un dato di fatto: la montagna pordenonese si sta progressivamente spopolando. Serve un piano di rilancio che FNP CISL del Friuli Occidentale proporrà il 15 novembre a Barcis nel corso di un incontro con i sindaci dei comuni montani. I costi di elettricità, gas e materie alimentari sono ormai proibitivi. Gli albergatori del Friuli Venezia Giulia resistono per le festività, ma se i prezzi non saranno calmierati sarà difficile proseguire, nonostante tra le persone ci sia la voglia di evasione e vacanza. È il quadro che traccia la presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider. In un contesto del genere, per gli albergatori fare previsioni a lungo. Chiediamo scusa, è un altro servizio che si riferisce invece al caro bollette in montagna. Invece andiamo a vedere il servizio relativo allo spopolamento della montagna pordenonese. Serve un piano di rilancio che FNP CISL del Friuli Occidentale proporrà il 15 novembre a Barcis nel corso di un incontro con i sindaci dei comuni montani. Vediamo se è pronto il servizio. Una proposta di intervento per il rilancio della montagna è quella che la FNP CISL di Pordenone metterà sul tavolo il 15 novembre a Barcis nel corso di un incontro con i sindaci della montagna pordenonese. Se il problema del progressivo spopolamento dei territori sembra ormai essere irrefrenabile, c'è una grossa fetta della popolazione, soprattutto quella più anziana, che va aiutata, a partire dai servizi assistenziali sanitari che sempre più spesso sono carenti in quelle aree. La problematica numero 1 è l'invecchiamento della popolazione, comporta delle problematiche non da poco. La prima è l'assistenza sanitaria, sia dal punto di vista del medico di base che dell'assistenza alla persona, cioè infermieri e figure professionali collegate per le analisi, per tutto quello che serve. È stato organizzato un servizio dalla CISL per trasporto, però rimangono comunque delle problematiche di cui la popolazione ne risente moltissimo. Cappello, sindaco per 14 anni di Tramonti di Sopra, conosce i problemi della montagna e reputa necessario oggi più che mai interventi dal punto di vista del carico fiscale, della viabilità dei trasporti, delle attività commerciali e produttive e non in ultimo della formazione professionale. Noi porteremo le nostre proposte che abbiamo elaborato e sentiremo soprattutto quello che avranno da dire i sindaci e i rappresentanti delle realtà locali, che possono essere di tutti i tipi, anche le associazioni, e soprattutto quelle, perché sono loro il contatto diretto col cittadino, lo hanno loro e conoscono le problematiche molto più che non negli uffici di Pordenone o di Trieste. La pagina dedicata all'economia generale ha chiuso i primi 9 mesi del 2022 con risultati in linea, se non in alcuni casi superiori alle attese del mercato, anche se il contesto russo-ucraino ha inciso in negativo. L'utile netto nei primi 9 mesi dell'anno della compagnia di assicurazioni è pressoché stabile a 2.233 milioni, con un lievissimo calo dello 0,8%. Senza gli impatti degli investimenti russi risulterebbe aumentato a 2.374 milioni. Il risultato operativo invece è in ulteriore crescita a 4,8 miliardi grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Fita e Danni, numeri diffusi da Generali all'indomani del CDA che ha approvato i conti. Oltre alle luci, le ombre, il risultato non operativo in rosso per 1.064 milioni, in particolare il risultato non operativo degli investimenti è pari a meno 245 milioni, soprattutto per le maggiori svalutazioni sugli investimenti classificati come disponibili per la vendita, in particolare quelli russi, e per minori profitti netti di realizzo. Le tariffe del settore danni, è emerso, potrebbero aumentare a causa dell'inflazione. I risultati dei primi 9 mesi riflettono la solidità del nostro gruppo, basata sulla strategia focalizzata sulle linee di business più profittevoli e su fonti di utili diversificate. È il commento del direttore finanziario di Generali, Cristiano Borean. Questo ci permette di continuare a generare valore nonostante il contesto macroeconomico. Crédit Agricole in Italia ha annunciato i risultati dei primi 9 mesi del 2022 con il risultato netto aggregato pari a 877 milioni di euro, più 12% rispetto all'anno precedente.
Nello stesso periodo l'utile di Crédit Agricole Friuladria tocca i 64,7 milioni di euro e sega un più 15% rapportato al 2021. Gli impieghi della banca con sede a Pordenone aumentano del 3% e si attestano a 8,4 miliardi. Anche le nuove erogazioni di credito sono in forte sviluppo e ammontano a 860 milioni, soprattutto per effetto degli oltre 3.000 nuovi mutui casa concessi alla clientela. Quasi 17.000 nuovi rapporti acquisiti dal 30 settembre con indice di raccomandazione della clientela in costante miglioramento. Numeri che ci rendono soddisfatti è il commento del direttore generale Carlo Piana, che ha sottolineato anche le 44 assunzioni del periodo. Probabilmente alla fine dell'anno avremo il miglior risultato della storia della banca, anche grazie alla sempre maggiore integrazione nel gruppo di cui facciamo parte, ha concluso Piana. Con la sua tesi di laurea ha riprogettato un componente meccanico di precisione per uno strumento di misura siderurgico del gruppo Danieli, leader mondiale nella realizzazione di impianti siderurgici, e Giulio Molinaro di Buia, neodottore triennale in ingegneria meccanica del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Ha avuto come relatore della tesi Marco Sortino ed è stato supportato dal team DGMET coordinato da Alberto Giacomini di Danieli Automation. Studio e messa a punto del componente si è svolta in 2 laboratori del Nude Lab Village, il polo di ricerca applicata avanzata in collaborazione con l'azienda del territorio dell'Ateneo Friulano. Il componente di precisione riprogettato è destinato all'applicazione su uno scanner laser ad alta velocità per applicazioni siderurgiche prodotto da Danieli Automation. I principali vantaggi del componente progettato da Molinaro sono il minor peso, la semplificazione della fabbricazione tramite un numero ridotto di elementi di partenza, inoltre contribuisce a ridurre la temperatura degli elementi sensibili e a smorzare le vibrazioni. Nell'atmosfera di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano, Tosca, attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti al Teatro Verdi di Maniago per Vocalia, conduce nel mondo musicale che ama. Per Vocalia, 15° Festival internazionale di musica con finestra aperta alle lingue del mondo. Ad iniziare dalla nostra, il friulano, al Teatro Verdi di Maniago sono andate in scena le maree linguistiche di Tosca, pluripremiata cantante romana, interprete di Morabeza Speciale, spettacolo che ha riscontrato successo in tutto il mondo, scaturito da un progetto della stessa Tosca su produzione ed arrangiamento di Gioe Barbieri con regia di Massimo Venturiello, con innata proiezione alla ricerca e sperimentazione, poliedricità grazie alla quale sono nati diversi progetti speciali, fra i quali La strada di Fellini, Il borghese gentiluomo di Molière ed Il grande dittatore di Chaplin. In questo spettacolo Tosca, in continuo dialogo con i suoi musicisti, conduce il pubblico nell'atmosfera di colore e calore di un immaginario salotto sudamericano, ambiente da sempre amato e che per lei rappresenta un modello che ha ispirato le scelte artistiche, intimo, raffinato, contaminato, contemporaneo. E Morabeza comprende canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, brani della tradizione che permettono all'artista di giocare con la sua voce in 4 lingue, oltre alla sua: francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco. Una colorata giostra poliglotta che celebra l'intreccio e la contaminazione fra i popoli, l'accoglienza e l'ascolto come via di sicurezza per l'uomo. Ad accompagnarla c'è un pool di strumentisti formato da Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni e Fabia Salvucci alle percussioni e voce. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.